Dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buon pomeriggio, oggi torniamo di nuovo qui a Giallo Radio Club a parlare di Garlasco perché non si parla d'altro e vogliamo parlare anche noi con un ospite eccezionale. Ricordo un attimo i numeri per intervenire in diretta, potete chiedere quello che volete, 0292947222 e 340 670 9659 WhatsApp, scusate, troppi 6, troppi 7. Introduco l'ospite odierno al telefono con noi, l'ex maresciallo dei carabinieri, semplicemente perché è in pensione, però sappiamo che i carabinieri rimangono carabinieri per sempre, Franco Marchetto, che il 13 agosto 2007 era comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco. E ripartiamo innanzitutto benvenuto qui Grazie. a Giallo Radio Club e a Radio Libertà. Dunque, maresciallo, vogliamo ripartire da quel giorno e proprio da questa telefonata. Come ricorda, insomma, proprio quella giornata? Ma quella giornata mi ricordo che sono stato avvisato dal mio brigadiere che era situato fuori di battaglia e io invece mi trovavo a trovare i miei familiari al Lido di Pomposa. Sì, certo, ricordiamo insomma che era Ferragosto, ecco, quindi Sì, era in infatti. vacanza anche lei. Avuto la notizia, sono subito ripartito alla volta di Garlasco e sono arrivato a Garlasco alle 16:30 circa, minuto più, minuto meno. Sono andato subito in via Pascoli per rendermi conto cosa fosse successo e la prima cosa che mi ha colpito è stato quell'andi e rivieni di persone all'interno della casa. Di persone chi? Colleghi. Colleghi. Quindi tanti colleghi, sia della stazione che della compagnia? Della stazione praticamente c'erano soltanto i militari che erano intervenuti più un brigadiere che gli avevo chiesto nel frattempo che io arrivassi da portarsi sul posto. Quelli della compagnia, del reparto operativo. Come diciamo sempre accade, più o meno. Io sono entrato, ho messo i calzari prima di entrare, sono entrato, mi sono reso conto di quello che era successo e dopodiché sono andato subito in caserma perché erano già state invitate delle persone che sarebbero dovute essere sentite. Senta, quando l'hanno avvertita, le hanno detto che questo ragazzo si era presentato in caserma, giusto? Giusto. E cosa le hanno detto di lui? Come gli era sembrato? Ma guardi, quello che mi è stato raccontato all'inizio è che si era presentato questo giovane che aveva visto questo. Poi quando sono arrivato io in caserma invece nel fare il giro della caserma salutando tutti perché all'interno della caserma erano già presenti il magistrato, erano già presenti i miei superiori, entrando in uno di questi uffici ho visto che c'era questo ragazzo che lei conosceva questo ragazzo? Alberto Stasi? No. Okay. No, io conoscevo il padre, le conoscenze da paese, perché ci trovavamo dallo stesso barbiere. Sì, vorrei ricordare che i carabinieri, cioè il maresciallo della stazione di un comune come Garlasco, che non è tanto grande, ma anche di un comune più grande, lo so perché mio nonno aveva questo ruolo tanti anni fa, e
uno dei personaggi più conosciuti, ovviamente del paese, bene o male da tutti. Non è che lui conosce tutti a memoria, però insomma, ovviamente lo conoscono tutti. Ma no, ma soprattutto anche perché il papà aveva anche un'attività lavorativa, Sì, era giusto, di fatto un commerciante, giusto. era uno dei commercianti di Garlasco. Comunque il ragazzo lei non lo conosceva. No. Quando, cioè, gli hanno detto, quando gli hanno detto che era un omicidio, che si trattava di un omicidio? Beh, subito, perché al momento che mi avvisavano telefonicamente, perché io sono ripartito, però di volta in volta, si può dire ogni quarto d'ora, 20 minuti, venivano Sì. aggiornato telefonicamente. Certo. Eh. Certo. Senta, quali sono stati i primi atti proprio, che sono stati fatti a livello investigativo? Cioè, la prima persona che si è sentita immagino che fosse proprio Alberto Stasi, cioè la persona che ha Sì, trovato il cadavere, perché sì. è sempre così. Poi sono state sentite i vicini di casa Sì, e la signora Bermani. La ecco. signora Bermani e la signora, se Ora non vado spieghiamo errato, chi è questa signora, sì. e la signora Travain. Mh. La signora Bermani era la famosa signora che aveva Sì. visto, mentre si recava a trovare la figlia, aveva visto posteggiata, appoggiata al muro di recinzione di Via Villetta. Pascoli, aveva visto la famosa bicicletta nera. A che ora? Guardi, adesso L'aveva non vista alle 9? l'aveva vista la mattina. La mattina. L'aveva vista la mattina, sì. Quindi l'aveva vista la mattina. Non sappiamo, vabbè, sicuramente prima che si scatenasse l'inferno in quella via. Sì, sicuramente. Oh. Adesso non mi ricordo, vado a ricordo, mi sembra fra le 9, 9 e mezza, comunque a quell'ora. Ok, quindi diciamo furono cristallizzate subito le dichiarazioni sia di Alberto Stasi che della signora Bermani, della signora Travain. Sì. La Travain cosa disse invece? Ma Ricordiamolo. guardi, della signora Travain mi ricordo poco, mi ricordo veramente poco, anche perché la signora Travain non era stata da me attenzionata, per cui era un verbale come, che mi ridefinisco come tanti altri. Il verbale, quello importante, era quello Della Bermani. Bermani. No, ma è sì. vero, è rimasto poi importante. Adesso spieghiamo anche il perché. Io ho una curiosità, insomma, a questo punto, visto che lei è qui oggi, vorrei un po' fare mie le domande che tanta gente vorrebbe farle. Quindi, prima di spiegare tutta questa vicenda della bicicletta che ha costituito un bel casino investigativo, ma anche un bel casino per lei, cioè diciamocelo. Però prima di tutto volevo chiederle questa cosa qui. Lei ha avuto l'impressione che subito il magistrato, gli altri colleghi avessero una pista su cui muoversi, oppure si andava un po' a 360 gradi, come si suol dire? No, è quello, soprattutto i primi giorni. Vedevo che c'era come si può dire, non si usciva da quella che era la pista che avevano puntato, ovvero Stasi. Mentre in paese la gente diceva, mormorava, da guardare anche in un'altra. Sì, ora vediamo, ma è proprio questa la risposta che volevo. Cioè, quindi lei ha avuto subito l'impressione che effettivamente, cioè obiettivamente devo dire non è una cosa assurda, cioè è quasi sempre così che si punta, diciamo, sulla prima la persona che ha trovato il cadavere, che è cioè il fidanzato, quindi cioè questo era il fidanzato, no? Però voglio dire, in generale bisogna insomma un po' indagare a 360 gradi, a meno che non ci sia subito un indizio fondamentale. Qual era? No, torniamo indietro, facciamo un po'. Quindi, qual è quella cosa che li spinge sempre di più ad andare su quella pista? La bicicletta, giusto? Raccontiamo questa storia della bicicletta.
ma la storia della bicicletta è stupenda, guardi. Raccontiamola. Allora, il giorno dopo, non di mia iniziativa, ma su ordine di quello che era il mio superiore, Sì. e con Che in era mano il comandante della verbale compagnia. della Bermani, andavo con il papà Stasi Certo. a vedere questa famosa bicicletta. Cioè, che a era vedere se lui detenuta. aveva una bicicletta che corrispondeva a quella descritta dalla Bermani. Sì, anche Questo perché andava a c'era molto vedere. Sì, anche perché aveva detto che aveva una bicicletta nera. Nera, Per cui sulla certo. base di quello si è Certo. andato a vedere. Nera e da donna, giusto? Nera da donna. Quando siamo andati sul posto, la cosa che mi ha interessato maggiormente è stato che il papà Stasi ha dovuto disallarmare il magazzino. Non dimentichiamoci che era agosto, per cui il magazzino era chiuso per ferie. Certo. Disallarmato il magazzino, siamo entrati, ho visionato la bicicletta, ho visto che non era quella descritta nel verbale della signora Bermani. Siamo rientrati in Perché caserma. non era? Perché era da uomo ed era di un altro colore, giusto? No, perché era da donna, ma non corrispondeva alla descrizione fatta dalla signora Bermani. Perfetto. Ma ha fatto una foto? No, quello sarebbe stato il massimo, guardi. Però le posso garantire una cosa. Non era quella. Però la gente non sa che 2 giorni dopo il magistrato di Vigevano, che aveva in carico le indagini, ha fatto un decreto di perquisizione per l'abitazione di Stasi Alberto. Ecco. Il minimo. E nel verbale e nel decreto di perquisizione, in fondo, come si usa fare, c'era scritto anche e in tutti quegli altri luoghi dove l'indagato ne ha la disposizione. Quindi anche il magazzino. Perché non si è andati a fare la perquisizione anche all'interno del magazzino? Ma glielo chiedo a lei, perché non avete fatto la brava. perquisizione nel magazzino? Non lo so. Ma non doveva farla lei? No, io non dirigevo le indagini, figuriamoci. Io nella linea di comando, come si suol dire, ero l'ultima ruota del carro. Sì, questo è vero, maresciallo. Io voglio fare un po' la rompiscatole. Io lo so che quando c'è un omicidio, ovviamente non è il comandante della stazione che indaga come nei film, cioè non è il Nino Frassica, no? Indo Matteo, ma è il nucleo operativo o investigativo e tante volte anche l'anticrimine, perché oggi abbiamo questa unità anticrimine che viene da Roma, addirittura con i ROS. Però allora non c'era, però il maresciallo della stazione comunque può dare dei suggerimenti. Questo, ma io questo le è stato permesso? No, vede, quando io mi sono permesso di dare dei suggerimenti, e parlo di suggerimenti nel senso, guardate che qua all'arco va bene Stasi, però ci sarebbe da fare un'indagine a 390 gradi, perché la gente del posto mi riferisce che infatti io dal giorno dopo sono stato, e non so ancora il perché, sono stato esautorato dalle indagini. Proprio esautorato formalmente? Un attimo, andiamo avanti con la bicicletta. Sì, andiamo avanti con la bicicletta. Il 25 agosto la signora Bermani questa volta è andata a Vigevano a fare un'integrazione del primo verbale che aveva reso, dove ha fatto delle precisazioni in ordine alla bicicletta che aveva visto il 13. Ha detto che era nuova, aveva fatto bella. delle precisazioni. La mia domanda è, e perché nessuno è andato a vederla? Ecco. Certo. Vabbè. Vabbè. Poi dopo, insomma, per sta bicicletta lei ha avuto un po' di guai ma anche. lo sa perché ha avuto un sacco di storie? Perché la gente deve sapere le cose. Perché la gente sa spizzichi e bocconi e non è giusto.
perché se si vuole... Beh, siamo qui per questo, maresciallo. Possiamo dedicarle anche un'altra puntata il prossimo mercoledì se non ce la facciamo oggi. Ovvero, quando c'è stata la prima assoluzione di Stasi, sì. Ricordiamo che ci fu una assoluzione per insufficienza di prove, giusto? Bravissima. Io, tramite il mio avvocato di allora, incontrai l'avvocato Tizzoni. Che è l'avvocato della famiglia Poggi, ricordiamolo, che abbiamo avuto qui ospite altre volte. Anche perché io l'avvocato Tizzoni lo conoscevo da parecchi anni, da quando da quando io lavoravo anche a Milano e così. Per cui ho detto incontriamolo, perché praticamente gli sono andato a riferire quello che la gente confidava, cioè le altre piste, dopo ne parliamo bene. Le famose altre piste, che poi era un'altra pista. Sì, dopo ne parliamo bene di quest'altra pista. Ok. E quello che mi fece un po' così, che l'avvocato Tizzone all'epoca mi disse: ah no, guarda, o è stato Stasi o di smettere il mandato. Ed è una frase che ci ha lasciato un po' lì, noi che eravamo lì presenti. Beh, cosa è successo? Ecco, sempre in ordine a questa bicicletta, casualmente, perché io non dico che sia stato volontariamente, casualmente, prima che riaprissero il processo Stasi bis, quindi dopo due assoluzioni, la famiglia Poggi chiede di fare questo incidente probatorio sulla famosa camminata, quell'esperimento che avete visto tante volte in televisione, e sulla camminata che Alberto avrebbe dovuto aver fatto senza sporcarsi assolutamente, scoprendo il cadavere, e quella non prova, tra virgolette, prova non prova, che è stata poi uno degli indizi più gravi che nel processo bis lo ha portato alla condanna, cioè il fatto che era assolutamente impossibile, secondo questo esperimento, che lui non si fosse per niente sporcato se avesse davvero trovato il cadavere alle 13:40 quando ha dato quell'allarme che abbiamo sentito, perché la tesi della procura era che invece lui l'aveva uccisa prima, poi vedremo anche sull'orario della morte, e poi aveva fatto quella telefonata, ma cioè in realtà non era manco entrato in casa. Ok, questa è la tesi. No, sto spiegando alla gente se non ricorda, anche se noi ne abbiamo già parlato di questa vicenda. Quindi l'avvocato dei Poggi stimola questa cosa, la cosa si fa e c'è il processo bis. Cosa succede? E c'è il processo bis. Cosa succede? Prima che inizi il processo bis, la famiglia Poggi, tramite l'avvocato Tizzoni, mi presenta un esposto in procura a Pavia per falsa testimonianza. Sulla bicicletta. Sì, perché non sulla bicicletta, ecco, ma sul fatto che loro dicono che io non ero presente all'audizione della Teste Bermani. Ma io infatti non ho mai detto di essere presente, perché se io fossi stato presente all'audizione della Teste Bermani avrei sottoscritto il verbale. E vabbè, perché fare un esposto allora? Cioè, chi se ne importa? Perché fare un esposto? Me l'aveva chiesto a lui. Comunque, si basava su due testimonianze, una della signora Bermani, che dice non c'era il maresciallo che io conosco, e l'altra del brigadiere che dice non c'era il maresciallo all'audizione della Bermani. E quindi ha ragione. Ecco, adesso vi spiego le fasi del processo. Le fasi del processo, il pubblico ministero gli fa alla signora Bermani che viene sentita, ma lei vede il maresciallo che conosce in quest'aula. La signora Bermani si guarda intorno e dice no. Perché non era lei il maresciallo che conosceva. Bravissima, perché era un la altro. signora Bermani si ricordava del mio predecessore, perché lei fa presente, ma no, quel maresciallo che ha due figlie di cui una è avvocato. E in effetti il mio predecessore, che non è lei, certo, che non ero io,
ha 2 figli e di cui una è un avvocato. È per questo che la signora Bernani non mi focalizzava il giorno 13, perché per lei il maresciallo che comandava all'epoca la caserma era il mio predecessore, che però nel frattempo era andato giustamente in pensione. Senta, torniamo a Chiara. Allora, perché secondo lei questa cosa? Cioè questa cosa poteva distogliere dal punto fondamentale, cioè dal fatto che ormai era indagato. Tra l'altro ricordiamo che fu arrestato, poi rilasciato, Sì. quindi cioè un po' un casotto, insomma, su Stasi, ecco. Poteva essere questo il motivo anche? No, io sarei andato a dire in corte d'appello, se mi avessero chiamato, sarei andato a riferire né più e né Certo. meno di quello che avevo riferito all'avvocato Tizzoni quel giorno che ci siamo visti. Cioè che lei la Né più né bicicletta meno. l'aveva vista lì dentro nel magazzino, ma poi nessuno le aveva No, detto di andare a... No, no, non no. quella bicicletta lì, cioè aveva No, visto, io aveva sarei andato controllato a le dire biciclette. in corte d'appello che le indagini devono essere fatte Ah, a 360 gradi, ok, perché in certo, quel di certo, Garlasco certo, certo, certo. le E voci veniamo a erano divise. questo, e veniamo infatti a questo punto. Allora, diciamo che allora già si parlava di una pista alternativa e familiare che, attenzione, non riguardava l'attuale indagato Andrea Sempi. Adesso parleremo anche di No, quello. no, era una Adesso pista femminile. È parleremo una anche pista... di quello. Ecco, era una pista femminile e familiare. Come si arriva a parte il vociferare nel paese che ho raccolto anch'io sinceramente anche a distanza di tanti anni, ho intervistato una persona che non era peraltro mai stata sentita e che mi confermava certe voci, diciamo, dell'epoca. Ma a parte questo, qual era questa voce? Cioè come ci si arrivava a dire insomma andiamo a vedere anche questa cosa qui. Beh, prima di ogni cosa non dimentichiamoci che c'è un verbale, Sì. Perché non dimentichiamoci che un commerciante di Garlasco Sì. quella mattina che aveva Muschitta. l'attività chiusa e che ha l'attività proprio sulla via Leonardo da Vinci, una Sì. via principale di Garlasco, a un certo orario, adesso mi sembra 8:30, Sì. 9 meno 20, vede transitare un piccolo SUV nero con direzione centro abitato, con direzione verso Pavia o verso la via Pascoli. E questo commerciante è talmente preciso che dice: no, io quella persona la conosco perché è una mia cliente, per cui senza ombra di dubbio riconosce chi era la guida di questo piccolo SUV. Sì, ma perché questo SUV avrebbe dovuto essere quello dell'assassino? No, ecco, vede. No, e io le faccio queste domande perché voglio che mi risponda. Adesso vedi, adesso andiamo a prendere il verbale che ha reso l'operaio dell'SM di Vigevano, Muschitta, il quale in 4 pagine di un verbale precisissimo del giorno? Questo è un po' uno più dei in là. primi giorni? Questo qua, no, bisogna andarlo a collegare in concomitanza con l'arresto di Stasi. Ah, ok. Beh, insomma, tra i primi giorni, perché... Sì, nei primi giorni comunque, non è che... Ricordiamo che in quei primi giorni furono sentite più di 400 persone, vero? Sì, furono sentite un sacco di gente. Ma questo verbale colpisce perché fanno una ricostruzione di quella giornata meravigliosa. Però c'è un particolare. Sebbene Muschitta poi abbia ritrattato il verbale, nel leggere quel verbale e leggerlo attentamente, possiamo accorgerci che quel verbale lì è vero. Vabbè, ricordiamo cosa dice Muschitta. Muschitta dice che lui imboccava Corso Pavia, poi si è accorto di aver sbagliato strada e mentre fa inversione di marcia vede uscire, presumibilmente dalla via Pascoli, una ragazza a bordo di una bicicletta
con il caschetto biondo, con gli occhiali, Sì. con le scarpe con la stella, che sbandava perché teneva in una delle mani un qualcosa che poteva sembrare una lava di camino. Ok, lui fa questa descrizione. A un certo punto. Poi a un certo punto il verbale viene interrotto, se non vado errato viene sentita la moglie a conferma, poi lui viene fatto rientrare in ufficio e dopo poche righe dice che si è inventato tutto. Ok, ci fermiamo un minuto per la pubblicità e ripartiamo da questo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Cosa vuoi? Sono io. Tuo fratello? Non l'hai capito dal tono della mia voce che questo lo so. Mi devi aiutare. Voglio sapere chi ha ucciso Ray King. Faccio quello che voglio quando voglio. Chi è armato è coccolato. Forse ho colpito troppo forte. Sei pronto? Sì. È una cosa di famiglia. The Accountant 2, dal 24 aprile al cinema. In fondo alla strada c'è un posto, fermo nel tempo. La morte segna una nuova notte in cui nuovi orrori ti attendono. Non fatelo entrare! L'unica via di fuga è sopravvivere fino all'alba. Che cos'è? Until Dawn, fino all'alba. Non abbiamo più eroi affidabili, ma abbiamo ancora bisogno di protezione. Vi presento un eroe invincibile, più forte della somma di tutti gli Avengers e che presto sarà conosciuto come l'eroe più potente del mondo. Perché un dio dovrebbe prendere ordini da qualcuno? È ora di mostrarti ciò di cui sono capace. Sentry ha perso il controllo. È pericoloso. Gli Avengers non ci sono. Nessun altro potrà salvare il mondo. Potremmo essere noi a salvarlo. Aspetta, noi? Sì, voi. Perché avete altri impegni? Io lo amo. Bucky, hai le persone sbagliate. Tutti qui hanno fatto cose orribili. Potete cambiare qualcosa adesso o conviverci per sempre. Essere un eroe, salvare le persone nelle strade. Non c'è vocazione più grande. Ragazzi, finita la terapia? Facciamolo. Forse non vedete quello che vedo io, ma questo team ha tutto per raggiungere la gloria. È inutile combattere. Voi non siete gli eroi più potenti del mondo. No, noi siamo i Thunderbolts! Kate Blanchett e Michael Fassbender in una vincente spy thriller. Uccideresti per me, George? Farei qualsiasi cosa per te. Dal regista Steven Soderbergh. C'è una violazione. Chi è il sospettato? Tua moglie. Black Bag, doppio gioco, dal 30 aprile. Dal regista premio Oscar Mel Gibson. Agente Harris, le piace volare? Mark Wahlberg. Mai avuto un federale come passeggero? Mayday, Mayday, il pilota è un sicario. Un thriller adrenalinico. No, alzati maledetto! Siamo fottuti! Vi serve un pilota? Flight Risk, trappola ad alta quota. Dall'8 maggio al cinema. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Eccoci tornati, siamo a colloquio con l'ex maresciallo dei Carabinieri della stazione di Garlasco, Franco Marchetto, che ci sta raccontando un po' di retroscena molto molto interessanti. Allora, prima di parlare di questa nuova indagine, poi lo diciamo già ai radioascoltatori e opziono già
Marchetto, perché magari se non ce la facciamo a finire tutto in quest'ora ci risentiamo mercoledì prossimo. Allora, stavamo parlando della pista cosiddetta femminile familiare. Quindi Moschitta dichiara questa cosa strana, molto particolare, però poi dopo a un certo punto il verbale si interrompe, lui va dove? In sala d'attesa, in bagno, dove va? Lui viene sospeso questo verbale perché nel frattempo decidono di sentire la moglie a conferma delle deposizioni. Ok. Quando rientra, sì, ma la moglie quindi conferma? La moglie conferma. Quando lui rientra non si capisce il motivo, dice di aver inventato tutto. Così, d'amblè. E qua, sì. E qua, secondo me... Ecco, quando uno fa una cosa del genere, glielo chiedo tecnicamente, ma scusi, viene tenuta buona sta cosa subito che ha ritrattato? Beh sì, se lo mette per iscritto, però secondo me, e adesso le spiego anche perché, secondo me è successo qualcosa certo. quando lui era fuori, non si sa in compagnia di chi, non si sa perché, ma adesso le spiego perché. Il Moschitta, oltre a visualizzare bene questa ragazza in bicicletta, la bicicletta, sì, fa un'altra premessa, che lui, essendosi accorto che stava sbagliando strada, ha imboccato via Pascoli e nel fare retromarcia si è accorto che sul lato sinistro della strada c'era una macchina non tanto grossa di colore scuro nero. Quindi presumibilmente di fronte al cancello dei Poggi, perché io sono stata lì e quindi a sinistra e lì, perché c'è un parcheggio di fronte al cancello. Ecco, e allora se noi andiamo a prendere il verbale della prima persona del commerciante, Moschitta come poteva fissare le due cose? No, certo, lui non sapeva che il commerciante aveva detto di aver visto il SUV. Bravissima, per cui... Questo SUV lo vede qualcun altro pure, no? Sono in 3 a vederlo. No, che io sappia c'è solo il Vignati, ma il verbale della persona non è mai stato smentito. Sì. Vignati è quel commerciante che abbiamo detto. Infatti. Ok. Perché i carabinieri allora, quindi questi carabinieri suoi colleghi, non lei, non attenzionano questa cosa? O sì, o lo fanno, o chiamano? No, ma andiamo qua, non c'è da fermarsi qua. Il giorno dopo il Moschitta, parlando col padre, viene rincuorato dal padre perché il Moschitta dice: ho ritrattato tutto e lo dicono sì, l'hanno fatto per il tuo bene. Sì, questa è l'intercettazione che è stata fatta sentire. Ma io quello che devo dire l'ho detto e ho detto la verità. Allora io dico, perché devono arrivare a dire l'hanno fatto per il tuo bene? Chi è che c'era lì fuori? Sì. Poi perché per il tuo bene? Vabbè. Perché per il tuo bene? Cioè, non è che sta ragazza in bicicletta poteva usare l'alare eventuale contro di me. 1.1.2. Quello che devo dire, ho detto, è la verità, possono lavorarci. Ma perché chi ha ascoltato quella intercettazione in tempo reale non ha fatto subito una richiesta di perquisizione al fine di andare a verificare la veridicità delle dichiarazioni fatte dal Moschitta il giorno prima? Perché a quel punto lì non possiamo dire che... Ma una perquisizione dove? Il Moschitta quindi ha indicato il nome della ragazza? Aveva indicato il nome della ragazza. Ok. Quindi sono state sentite 400 persone, sono stati presi tabulati di un sacco di gente, ma perché alla fine se si continuava semplicemente a girare intorno ad Alberto Stasi? Bravissima, perché? Andiamo un attimo sull'orario della morte perché mi ha sempre inquietato questa cosa. Cosa ricorda lei di... Perché vabbè, ok, lei era stato esautorato, bene o male era lì, non poteva non sentire, non vedere. Cioè, il primo medico legale dice che è molto difficile stabilire l'orario della morte, peraltro è l'estate, quindi insomma ci sono dei fenomeni trasformativi di un cadavere che non sto qui a spiegare e per cui è molto difficile è sempre molto difficile stabilire l'orario della morte, però si dà un range. Il primo range più o meno fu dalle 10:30 alle 12, no? Giusto? Da quello che ricordo.
Ecco, Sì, dalle 10:30 alle comunque 12 dopo le Alberto 10. era sicuramente a casa a lavorare Dopo sulla le 10, tesi, sì. perché alle 9:36 risulta che lui si mette sulla tesi a lavorare, giusto? Poi lui dice: io ho chiamato Chiara un po' di volte, perché quella notte non avevano dormito insieme pur essendo a casa da sola lei, ma lei non rispondeva, mi son preoccupata e quindi poi è andato lì e è quello che abbiamo visto prima anzi. Poi successivamente, ecco, cosa ricorda di questo fatto dell'orario della morte che viene spostato perché dicono che non hanno pesato il corpo? Ma guardi, con quello io mi ricordo solo una cosa, quando hanno dovuto riesumare il corpo della povera Chiara. Sì. Quello mi ricordo. Lì ci sono rimasto malissimo perché, per dire, il medico legale non ha preso le impronte. Sì. Guardi, per il resto le dico, Ricordiamo che l'orario fu spostato tra le 9:12 quando presumibilmente Chiara, ma non sappiamo poi se era Chiara, qualcuno disinstalla l'allarme di Casa Poggi, e le 9:35 quando 9:35 più o meno, perché Alberto alle 9:36. Io mi chiedo però, è possibile che poi sia stata fatta una perquisizione a casa di Stasi, immagino, del computer? ma guarda, anche quella storia del computer non ho ancora capito come mai, ovvero il computer è stato sequestrato. Sì. Ce lo insegnano fin da piccoli, che Sì. una volta che un oggetto è stato sequestrato, lo Sì. dice la parola stessa, viene messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sì. Per cui non puoi Contaminarlo, nemmeno. non puoi contaminarlo se non su autorizzazione Sì, dell'autorità. dell'autorità giudiziaria. Sì. Qualcuno mi spiega perché in un certo qual modo lo hanno manomesso? Ecco, dove fu manomesso questo computer? A Pavia? Cioè dove era stato No, mi risulta portato? Vigevano, non mi risulta. A Vigevano. Ecco, diciamolo per la gente che non lo sa, fu, non lo so, utilizzato, non sappiamo come, furono sovrascritti dei file, eccetera, eccetera. Il tutto poi venne recuperato dopo con la consulenza tecnica, eccetera. Ma io mi chiedo, maresciallo, quando venne sequestrato sto computer, fu accertato che non ci fossero, che ci fossero delle tracce genetiche o impronte digitali sui tasti che potessero dimostrare, per esempio, una traccia mista Stasi-Chiara? Io avrei fatto quello oggi come oggi. Fu fatto quello? Sui tasti, dico. Non lo so. Perché quello avrebbe potuto essere una prova schiacciante, cioè se sul Bravissima. tasto ci fosse Pronto? stato. Sì, io la sento. Mi sente? Pronto? Pronto? Sì, io la sento. Lo stiamo perdendo? Pronto? Non la sento Pronto? più. Io la sento. Prova a richiamare. Proviamo a richiamarlo un attimo, però vabbè, insomma, ve lo dico, non fu fatta questa analisi. Diciamo oggi magari con le nuove tecniche scientifiche avrebbe potuto essere fatta, però vabbè, insomma, già allora c'erano i RIS, e i RIS entrarono nella villetta e fecero addirittura la famosa BPA, cioè Blood Pattern Analysis, quindi l'analisi delle tracce di sangue, ma su questo anche ci sono insomma dei dubbi su come vennero fatte. Sta di fatto che questa analisi non fu fatta, anzi furono sovrascritti questi file, vabbè, insomma, poi sì, mi sente? Pronto? Pronto? Non mi sente? Ma io lo sento. Non mi sente. Pronto? Non mi sente. Mi sa che ha chiuso. Scusate, abbiamo dei problemi di linea, probabilmente i suoi, non nostri. Va bene, comunque prima di quindi anche questa cosa non fu fatta, non furono prese le impronte, fu spostata l'ora del delitto, quindi l'ora sì, più o meno della morte, a quel range lì, tra le 9:12 e le 9:36, quindi anticipato di un'ora, e quello ovviamente fu un elemento che poi di indizio su Stasi. Mi sente? Pronto? Adesso sì. Sì, io sentivo, continuavo a sentire. Quindi non fu fatto quello, non furono prese le impronte, poi vabbè, a questi giorni stiamo vedendo.
Torniamo un attimo adesso ci spostiamo di un po' di tempo, ma mica tanto, perché ci spostiamo su questo ragazzo Andrea Sempio, attuale indagato in concorso semplicemente con Stasi o con altri. Con Stasi perché per forza, essendo un condannato in via definitiva, che peraltro sta scontando gli ultimi anni in regime di semilibertà bollate, anche con altri, cioè si fa quest'ipotesi accusatoria, però attenzione, dobbiamo dirlo tecnicamente alla gente, si fa perché è normale così. Poi io credo che a questo punto stiano davvero indagando a 360 gradi, anche se sono passati 18 anni. Quindi Sempio però all'epoca, nel 2007, fu sentito in quanto amico intimo di Marco Poggi, frequentatore della casa, insieme a tutti quelli della compagnia, non solo Sempio, anche altri della compagnia di Marco Poggi. Ovviamente Sempio era l'unico, insomma, più interessante, perché molti di loro erano in vacanza insieme a Marco in Trentino, insieme ai genitori. Sempio invece era rimasto a Garlasco e viene fuori inizialmente che ci sono queste 3 telefonate quasi mute, diciamo solo una di pochi secondi, fatte da Sempio a casa dei Poggi. Allora ovviamente i carabinieri già allora gli chiedono: perché fai queste telefonate se sai benissimo che il tuo amico è in vacanza? Anche perché, sentiti gli altri amici, confermano di sapere tutti che era in vacanza e che sarebbe partito per queste vacanze. E lui dice: no vabbè, ma perché effettivamente io non mi ricordavo che era già partito, perché ci dovevamo mettere d'accordo per un'altra vacanza. Vabbè. 2008 invece viene risentito per chiedergli dove fosse lui quella mattina, e lui parla, dice: guarda, per dimostrare dov'ero vi dico che c'è questo, mia mamma ha conservato uno scontrino di un parcheggio a Vigevano, perché io quella mattina sono andata a Vigevano dopo che lei era tornata a comprare un libro alla Feltrinelli. La libreria Feltrinelli, ricordiamo che il lunedì mattina era chiusa ed era un lunedì mattina. Lo scontrino dalle 10 lo scontrino viene poi portato in caserma su richiesta dei carabinieri, dico vabbè allora portacelo, bello, tutto in una cartelletta di cellophane conservato in modo quasi puntiglioso, e quindi vabbè, niente, lui esce di nuovo dall'inchiesta. Nel 2016, su stimolo della difesa di Alberto Stasi, che non si è mai fermata nel voler davvero la verità e che aveva commissionato un consulenza genetica anche sugli elettroferogrammi delle tracce rinvenute intorno alle unghie di Chiara già all'epoca, cioè nel 2015, dal professor De Stefano, il quale disse che non erano del tutto leggibili queste tracce, invece il loro consulente dice no, c'è una traccia che è un Y, quindi un cromosoma maschile, quindi attenzione di nuovo questo ragazzo, gli prendono in qualche modo il DNA, lo confrontano e quindi questo Y è di Sempio, questo nel 2016. I carabinieri di Milano riaprono queste indagini sempre su stimolo e su richiesta della difesa di Stasi, questa volta sono i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, che vanno a rivedere tutti gli atti, vanno a rincrociare tutti i dati e dicono beh, qualcosa qui c'è che non va. Questo scontrino un po' sospetto, cioè perché conservare questo scontrino così pedissequamente, così precisamente? Questo cromosoma è schiacciante, perché diciamoci la verità, in più anche le telefonate, ma in più ci sono queste fotografie, fanno vedere le fotografie di questo lavandino con 2 capelli scuri abbastanza lunghi, Sempio allora aveva i capelli scuri abbastanza lunghi, e dice non corrispondono a quello che è stato stabilito dalla sentenza. La sentenza dice che Stasi si sarebbe lavato bene le mani nel lavandino, avrebbe pulito bene tutto, tant'è vero che avrebbe lasciato poi l'impronta sul dispenser del sapone, il quale aveva però altre impronte digitali ovviamente sul suo dispenser, tra cui quelle della mamma, di Chiara, insomma. Però sti capelli rimangono. Allora dice: se si è lavato l'assassino, come fanno ad essere rimasti sti capelli e perché nessuno li ha mai analizzati? Quindi i carabinieri si rimettono al lavoro
chiedono all'allora procuratore di Pavia di riaprire l'inchiesta, risentono Sempio, eccetera, però niente, tutto cade nel vuoto. Nel 2020 una nuova informativa dei Carabinieri di Milano, che peraltro noi abbiamo pubblicato in via esclusiva, di nuovo cade nel vuoto, insomma, e arriviamo ai giorni nostri e si ritorna su questo. Però non c'è solo questo. Questa volta il procuratore di Pavia Napoleone vuole davvero vederci chiaro, e quindi li rimette al lavoro su tutte le piste, tutti i possibili testimoni, e anche dei nuovi cosiddetti super testimoni. Allora, cosa pensa il maresciallo Marchetto di questa indagine? Perché lui ha sempre sentito parlare di quell'altra pista lì, ma aveva sentito, cioè c'era qualcuno che all'epoca le aveva detto: ma mi sembrano strani anche sti No. amici? No? Mai? No, mai. Ma si è fatto un'idea di quale collegamento ci potrebbe essere? Ma no, io prima di tutto aspetterei il famoso incidente probatorio. Quindi la Poi, conferma dopodiché, di quell'Y. sì, altrimenti stiamo parlando del niente. Prima aspettiamo quello. E poi ci sono tanti punti interrogativi che dovranno essere... Certo, perché nell'incidente probatorio probabilmente emergeranno delle altre tracce. Ma o no? guardi, ho sentito che tante altre impronte così non vennero mai analizzate quando si era nella possibilità di poterlo fare. Però sa, lì andiamo nel tecnico, non sono un biologo, non sono... aspettiamo l'esito. Certo. Una volta che l'esito è certo, lì partono le indagini tradizionali e lì qualcuno dovrà dire cosa ci fanno le sue impronte in quel posto, in quel momento. Senta, c'è anche questo super testimone top secret che noi non possiamo sapere chi è, cosa non è, cosa ha detto, cosa potrebbe aver visto o detto questo super testimone di così importante. Aspettiamo, c'è solo da aspettare. Io sono molto fiducioso di questa nuova procura di Pavia. Sono molto molto fiducioso. Sta praticamente facendo quello che doveva essere fatto 18 anni fa. L'indagine a 360 gradi. Non tralasciando nessuno e soprattutto non avendo paura di nessuno. Ma di chi si poteva avere paura allora? Quindi? Ma guardi le mie peripezie, mi è sembrato di fare la guerra della formica contro l'elefante. Purtroppo non ero l'elefante. Però uno potrebbe dire, vabbè, lui dice così perché ha avuto questi problemi. No, per carità, guardi, allora se è così andiamo a chiedere al signor Ferri cosa ne pensa, quella persona che hanno suicidato in via dei Mulini, che non si è ancora capito come ha fatto a suicidarsi con i polsi e la gola tagliata senza trovare il coltello e in un anfratto dove io a fatica potrei entrarci. Senta, però io adesso le faccio una domanda da avvocato del diavolo. Quando è successo la vicenda di Ferri? Nel 2010. E perché Sempio non ha conservato lo scontrino anche nel 2010? O uno scontrino del 2010? Ma no, perché? O perché nessuno ha conservato gli scontrini? Cioè, quei giorni allora lì... La mia domanda gliela faccio io. Come mai quel giorno tutte le persone hanno considerato e preso in essere gli scontrini quel giorno dalle 10 in poi? E infatti è quello che chiedo, è quello che le stavo chiedendo, cioè perché quel giorno dell'omicidio l'omicidio di Chiara e non l'omicidio di Ferri o il suicidio? Chiunque si presentava con gli scontrini tutti dopo le 10. E anche quella del SUV che comunque presenta anche lei degli scontrini dalle 10 in poi. Però ha mai detto a qualcuno... Nessuno sapeva qual era l'orario della morte ancora, giusto? Beh, no. All'epoca no. Sì, a parte, poi della testimonianza della Bermani si seppe subito, però più o meno.
dell'orario in cui vide la bicicletta. Sì. Però l'orario della morte è dopo le ore 10. Sì, più che altro la risposta potrebbe essere perché comunque il caso di Ferri fu derubricato come suicidio e quindi a nessuno gliene fregava di dimostrare dove era quel giorno, no? Invece Anche perché quello con di Chiara Ferri, era sicuramente un omicidio. è vero, però anche con Ferri sarebbe stato più utile magari approfondire un po' di più, visto dove abitava, visto le abitudini, quantomeno, io parlo quello che avrei fatto io, quantomeno magari sentire la moglie e chiedergli se quel famoso 13 agosto del 2007 dove erano. Se erano a Garlasco, se non erano a Garlasco, se era uscito quella mattina. Sì, però era il 2010, cioè 3 anni prima. Però appunto, se ricordiamoci fosse che successo il giorno dopo glielo avrei chiesto, ma vero, però 3 anni dopo dai chi se ne cioè è vero, no. però c'è da ricordarsi che No, quella era una Maresciallo. data particolare per quello che era successo. Cioè, sicuramente, però non è che tutto il mondo a Garlasco ha ruotato intorno al 13 agosto 2007. No, per carità. Tanto più che però c'era se- già una persona condannata, forse. No, però dopo 3 deve- anni no. No, dopo No, 3 non anni sono no. convinto, perché guardi, se io vado in ferie quest'anno, se lei me lo richiede fra 3-4 anni, io mi ricordo di essere andato in ferie quest'anno. Ovvero non dico cosa ha fatto quel giorno, per carità, non dico quello, ma ricordarsi la presenza o meno di Ferri in quel periodo. Sì, Se però dicono, no, guardi che ad agosto eravamo via, eravamo in montagna, eravamo al mare, punto, finito lì. sì, però No. ripeto, io ragiono come un carabiniere, magari del nucleo investigativo, cioè ma che me frega di andare a chiedere su un suicidio di 3 anni dopo, cioè me ne può importare se è successo un mese dopo, 2 giorni dopo, una settimana dopo dell'omicidio, capisce? Perché? No, io non credo a queste dietrologie, sinceramente, proprio no. Questo non ci credo, però magari, non lo so, ma io non ci credo a questo. Io mi concentrerei invece su Sempio e sulle altre piste. Quali collegamenti ci possono essere? Mi concentrerei su questo invece. Per carità, ma quello concentrarsi è giusto, però secondo me soprattutto su sempre bisogna aspettare. Ho capito. Ma lei crede che stiano, ecco, se lei fosse in servizio oggi, sì. Come giudicherebbe il lavoro dei suoi colleghi di Milano? Insomma, come stanno procedendo? Ottimo. Ottimo. Stanno procedendo in maniera ottima. Invece l'ultima domanda che le faccio, poi dopo vabbè magari ci riaggiorneremo, è su questo famoso questa persona che è stata sentita come persona informata sui fatti proprio in questi giorni dai carabinieri di Milano, i cui dati sono emersi semplicemente da indagini sugli atti, ma non sto a specificare cosa, chi vuole capire capisca. Questa persona che in un certo senso smonterebbe le dichiarazioni della mamma di Sempio su quella mattina. Non lo so, lei dice smonterebbe. Secondo me, prima di tutto c'è da aspettare, perché niente stiamo parlando di niente e del nulla. Aspettiamo. Un domani che viene confermato Sì. Il DNA, allora a questo punto qua c'è da rivedere tutto, perché vuol dire che allora ha raccontato un sacco di palle. Mi scusi. Sì, ok, ho capito. Va bene. Senta, a questo punto siamo in chiusura. Se lei vuole possiamo ritornare la prossima volta per approfondire, magari vediamo se vuole intervenire qualcun altro. Dubito però. Vediamo. Come la vedono in questi giorni? Come la stanno guardando in questi giorni a Garlasco da quando... Ma guardi, io le dico una cosa. Prima che mi succedesse tutto, qualcuno era venuto a dirmi: se te ne vai via da Garlasco non succede niente, parlando di quello che mi è successo. Sì.
E io all'epoca, sorridendo, gli risposi: guardi, dove abito io? La casa dove abito l'ho fatta insieme a mio zio che era muratore e ho imparato anch'io a fare il muratore. Per cui dove devo andare secondo voi? E li snobbai. Da lì in poi mi è successo quel che è successo. Però vede, io tutte le mattine sono in piazza Garlasco. Ok, abbiamo capito tutto. Grazie, grazie mille. Alla prossima. Salve. Grazie a tutti. Avete ascoltato Giallo Radio Club.